Stretta della Guardia di Finanza di Venezia su abusivi e irregolari. Ci siamo rivolti al settore, diciamo, della contraffazione, al settore dell'abusivismo commerciale, perché è evidente che questo turismo di massa è interessato a un certo tipo di offerta commerciale di basso livello, quindi quincaglieria, souvenir e prodotti, diciamo, di bassa qualità. 180.000 i prodotti sequestrati, in particolare nel centro storico lagunare sono stati controllati 5 negozi con oltre 52.000 oggetti senza le indicazioni di sicurezza, oltre a centinaia di capi d'abbigliamento e sciarpe contraffatte che hanno portato alla denuncia di 2 cittadini bengalesi. Nell'area portuale invece sono state sequestrate 4.000 paia di calzature con falsa indicazione Made in Italy e 50.000 capi di abbigliamento. Controlli anche su guide turistiche e taxiacquei. I controlli sulle guide turistiche, ad esempio, sono state tutti con esito regolare, quindi questo ci fa estremamente piacere. Nel caso dei taxi d'acqua, attività che abbiamo necessariamente dovuto fare con la componente navale, in un caso è stato individuato un'imbarcazione priva delle prescritte autorizzazioni. Un lavoro svolto in sinergia con altri attori istituzionali. Ad esempio i controlli nei confronti del bed and breakfast li abbiamo fatti insieme con il corpo della Polizia Municipale di Venezia, perché ciò ci garantiva anche una serie di l'esercizio di alcuni poteri che sono in capo a quel corpo di Polizia Municipale. In provincia i militari del secondo nucleo operativo hanno sequestrato a vario titolo 75.000 tra accessori, gioielli, giocattoli con successiva segnalazione alla Camera di Commercio e fermato un furgone con targa romena che trasportava centinaia di gioielli di bigiotteria con false indicazioni destinati a una società del veneziano.